Via Caterina d'Altavilla, insieme ad altre vie qui a San Leone, finalmente gli impianti sono iniziati i lavori per la pubblica illuminazione. Sì, sì, questa è una delle vie che è priva di illuminazione pubblica, come tante altre vie, non hanno mai avuto l'illuminazione, quindi rientrava nel mio programma elettorale e sto iniziando a illuminare più vie possibili. Naturalmente è un programma che questo abbiamo studiato nel 2021, quindi è limitato ad alcune vie e in base alla densità demografica che abbiamo acquisito. Ci sarà anche ora un altro programma, quello del 2022, anche negli altri anni a venire, in modo tale che in breve, nel giro di qualche anno, possiamo illuminare le vie che sono sempre state al buio. Ecco, si parla anche della fibra, una zona che purtroppo dove internet non è servita, anzi è servita malissimo. Sì, sì, oggi ho raccolto anche la richiesta degli abitanti della via, qui non c'è ancora la fibra ottica, ho appena interpellato l'impresa, lunedì faranno un sopralluogo e vediamo se contemporaneamente, approfittando dei lavori dell'illuminazione pubblica, possiamo anche fare arrivare la fibra ottica. Sono previste altre opere, diciamo, di urbanizzazione in questa zona, Sindaco? Per il momento qui no, stiamo per ora proprio provvedendo a questa illuminazione pubblica. Ci sarà il rifacimento anche di qualche manto stradale, approfittando anche del rifacimento della nuova rete idrica che, come ben sapete, a breve sarà realizzata. Ecco, che novità ci dà in tal senso? Approfitto. Ma già si sono avviate le procedure, io penso che entro il 2022, anzi sicuramente entro il 2022 saranno affidati i lavori, saranno gli appalti e nel giro di 2 anni tutta la rete deve essere realizzata. Comunque le lamentele sull'acqua che arriva in ritardo e che non arriva ancora su tantissime zone di Agrigento è sempre attiva. Eh sì, perché il 58% di acqua si perde proprio per le rotture che ci sono, quindi o per mancanza di pressione o quindi perché, visto che si perde, i turni non sono più rispettati. Poi c'è anche la problematica di AICA, il problema economico, il grosso problema economico di AICA, che non potendo ancora coprire i debiti non riesce nemmeno a garantire la fornitura idrica dalle fonti. Si ci aspettava dopo tanti anni finalmente l'illuminazione pubblica qui in via Caterina d'Altavilla? Finalmente è andata a finire bene questa volta, perché da più di 40 anni che cercano di fare questa illuminazione, questa via molto abitata, tra parentesi, che ci abitiamo più di 50 famiglie, estate e inverno, non come prima che era una zona estiva, e quindi finalmente il nostro sindaco è intervenuto per fare questa... Si è chiesta anche la fibra? Sì, la fibra, perché oltretutto si parla di fibra in questa zona, ma realmente la fibra non passa. Quando andiamo a fare dei contratti telefonici con le ditte, ci dicono che c'è la fibra, ma la fibra si ferma all'Albatros da questo lato e alla via degli Imperatori da questo lato di qua, quindi realmente fibra noi non abbiamo. Per l'acqua vi siete soddisfatti? Arriva Per regolarmente? l'acqua siamo molto avanti in base al passato nostro, perché prima arrivava ogni 15-20 giorni, non è male come ogni settimana arriva, quindi abituati a come prima siamo contenti. Va. Ecco, sentiamo un altro abitante di via Caterina d'Altavilla, finalmente dopo tanti anni e dopo tante promesse dei vari sindaci, oggi vediamo che i lavori sono iniziati. Sì, abbastanza soddisfatto, almeno si è dato un seguito alle promesse fatte e mai mantenute. Si chiede anche la fibra, visto che c'è l'occasione, la possibilità. Ma ormai siamo nel 2022, con la situazione attuale c'è lo smart working, c'è la DAD, cosa impossibile qui da noi.